sono calabrese, di Bagnara Calabria. Sono andata a Milano in treno e ho cercato così di avere un provino da una casa discografica. Mi piacciono le cose reali, le cose vere, non odio il conformismo e tutto quello che può essere ipocrisia. Mi piace parlare così con la gente delle cose esattamente come mi invito a cantare delle canzoni d'amore, che poi io preferisco dei testi più reali, più veri, ad altri più mielati. Si parlava dell'amore così, si parlava di sesso, si parlava della famiglia, di mio padre, delle mie crisi religiose, cioè tanti a me non mi interessa fare della politica, femminismo, cose, l'uomo eccetera nelle mie canzoni, io voglio cantare e basta, cioè io darei una veste più semplice alle mie canzoni. Le sue esperienze che ho avuto con gli uomini sono sempre state, ho dei ricordi bellissimi. Le mie storie d'amore sono, io credo, esattamente uguali a quelle di quelle delle storie di mia madre o di mia nonna, soltanto che oggi i giovani usano un altro linguaggio. L'amore credo che sia uguale per tutti i tempi. In amore è bello vincere, è bello perdere, è bello lottare, comunque sentirsi vivi, essere un po' alla pari. Tra me e mio padre esiste un'amicizia, cioè i nostri rapporti sono molto belli. Penso di avvertire molto più adesso la mancanza di mio padre anziché allora. Allora ero troppo piccola e non mi rendevo conto di tante cose. Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata, per un risbaglio sempre solo la sua figlia sgangherata. Io ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. Io ho provato anche a cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita, la pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti pensi